A Auriago di Mira i genitori sono scesi ancora una volta in strada insieme ai loro bambini per protestare contro le condizioni inaccettabili della scuola Goldoni e degli altri istituti della zona. I bambini continuano a dover convivere con situazioni di non salubrità e anche a livello sanitario ci sono dei grossi dubbi, perché abbiamo fatto anche intervenire l'ASL, adesso siamo in attesa dell'intervento dell'ASL in sopralluoghi. Comunque il livello di pulizia è insoddisfacente. Le aule vengono pulite ogni 15 giorni, vengono lavate. Se i bambini vomitano o si sporcano, non c'è nessuno, il giorno dopo si ritrovano nelle stesse condizioni. È una situazione ormai non più sopportabile. Non abbiamo mai trovato la scuola pulita. Io ho dovuto dare ai primi tempi le salviettine bagnate, umide alla bambina di pulire il banco ed era sempre sporco. Siamo arrabbiate perché le scuole devono essere pulite, ci sono i nostri bimbi, cosa impareranno? Cosa impareranno? A vivere in ambienti 8 ore al giorno, sporchi? Non ci stiamo assolutamente. Il governo deve capire, il ministero deve capire che non sono queste le condizioni in cui deve andare avanti la scuola. Poche settimane fa a denunciare tutto questo erano stati gli stessi insegnanti che avevano bloccato le lezioni in segno di protesta. Nel mirino dei comitati dei genitori, una ditta esterna di pulizia è accusata di non svolgere correttamente il suo compito, ma anche gli insufficienti finanziamenti da parte del Ministero all'Istruzione. A manifestare insieme alle mamme e ai papà anche il sindaco di Mira, Alvise Maniero. Una civiltà si misura al grado di pulizia delle proprie scuole. È pazzesco, le condizioni non sono variate, le scuole non sono pulite e queste condizioni non sono accettabili. Domani incontriamo anche le dirigenti didattiche con il nostro segretario generale e cerchiamo di capire se ci sono i requisiti per un esposto alla Corte dei Conti, le stiamo provando tutte.